Con la legge cosiddetta emergenze si potrà finanziare lo studio che smaschera il fiore sardo tarocco e quanto sottolinea in una nota la Coldiretti di Nuoro Ogliastra. Il disciplinare di produzione del fiore sardo DOP prevede l'utilizzo del latte crudo, un punto fondamentale che spesso è diventato motivo di scontro tra i pastori che lo producono in ovile e le industrie casearie perché non si ha un metodo che possa distinguere con certezza scientifica un pecorino prodotto secondo i canoni tradizionali riportati nel disciplinare e quello taroccato e prodotto con latte termizzato, rileva l'associazione agricola. Per questo da tempo chiediamo allo studio e la realizzazione di uno strumento che possa certificare l'utilizzo del latte crudo. Abbiamo individuato nell'articolo 1 della legge emergenza i fondi per finanziare questo studio e la realizzazione di questo nuovo strumento che garantisca il rispetto del disciplinare e smascheri le possibili truffe che danneggiano un prodotto storico e a marchio simbolo della pastorizia sarda, ha sottolineato il presidente dell'Associazione Agricola Leonardo Salis, e lo abbiamo scritto insieme ad altre proposte nel documento che nei giorni scorsi abbiamo inviato al capo di gabinetto del Ministero delle Politiche Agricole e al prefetto di Sassari che stanno coordinando il tavolo ministeriale sul comparto lattiero-caseario. Oggi sulle produzioni del fiore sardo c'è poca trasparenza e c'è la possibilità di poter certificare come fiore sardo DOP un pecorino con latte termizzato, come dicono da tempo i produttori storici di uno dei formaggi più antichi d'Europa. In questo modo si tuteleranno i produttori che rispettano il disciplinare ma anche i consumatori. Nel documento presentato da Coldiretti Sardegna, rileva Alessandro Serra, direttore della Coldiretti di Nuoro Ogliastra, tra i diversi punti avanzati si è andati nel dettaglio proponendo di destinare parte del fondo di 10 milioni di euro previsti dall'articolo 1 allo studio e alla realizzazione di questo strumento, oltre alla valorizzazione dei distretti agroalimentari e contratti di filiera che, come stiamo sperimentando col pecorino etico stipulato con la Biraghi, stanno dando ottimi risultati.